Benvenuti a tutti a un nuovo deep dive e oggi ci addentriamo nel mondo di Nane Zavagno, artista friulano scomparso da poco. Eh sì, purtroppo. Eh sì, recentemente. E per questo deep dive abbiamo un sacco di materiale, articoli, recensioni, informazioni biografiche per capire meglio chi fosse quest'artista e in particolare la sua arte. Sì, un'arte affascinante che si è sviluppata in ben 70 anni di carriera. 70 anni in cui Zavagno è diventato davvero un punto di riferimento non solo a livello regionale ma anche nazionale. Caspita, un percorso davvero lunghissimo, ricco. Sì. Ricchissimo. E poi mi ha colpito subito la varietà di tecniche che ha usato. Dipinti mosaici, opere in alluminio, sculture in ferro e rete metallica e addirittura rosoni realizzati con pietre del fiume tagliamento. Ah sì. Incredibile, una varietà pazzesca, ma secondo te cosa lo spingeva a sperimentare così tanto? Beh, la sperimentazione è sicuramente una chiave di lettura molto importante per capire l'arte di Zavagno, ma io penso che la scelta dei materiali, in particolare l'utilizzo di elementi naturali come le pietre del tagliamento, riveli anche il suo profondo legame con la natura. Ah, interessante. Un legame che poi ritroviamo non solo nelle opere stesse, ma anche nelle parole dei critici che ne hanno recensito il lavoro. Certo, ha un legame fortissimo con il suo Friuli. E a proposito di questo mi ha incuriosito un articolo che parla di una mostra a Villa Manin nel 2002. Sì. Lì Zavagno ha presentato un'ampia gamma di opere, tra cui anche modelli architettonici di grattacieli che a quanto pare aveva già esposto negli Stati Uniti. Sì, ecco, questo episodio ci mostra bene come Zavagno fosse in grado di spaziare tra diversi linguaggi artistici senza perdere la propria cifra stilistica, un artista poliedrico capace di dialogare col contesto internazionale, come dimostrano le sue due partecipazioni alla Biennale di Venezia nel 1995 e nel 2011. Due partecipazioni alla Biennale di Venezia non proprio un risultato da poco. No. Ma torniamo al suo Friuli, Zavagno aveva un legame speciale con Cividale del Friuli Vero. Sì, a Cividale si è tenuta fino a dicembre scorso la sua mostra Trasparenze e proprio recentemente una sua opera è stata donata alla città. Pensa che in origine quest'opera era esposta sotto la loggia del municipio, un suggestivo incontro tra arte contemporanea e storia. Deve essere stato un colpo d'occhio notevole. E per chi volesse continuare ad ammirare le opere di Zavagno c'è un'altra opportunità. Dopo la mostra di Cividale le sue creazioni troveranno spazio alla Braida Copetti, un parco di scultura leproso di Premariacco. Bello. Un luogo immerso nella natura, direi perfetto per entrare in sintonia con l'arte di Zavagno. Assolutamente sì. E a proposito di luoghi importanti, ricordiamo che le opere di Zavagno sono presenti anche in collezioni prestigiose come i Musei Vaticani. Addirittura una sua opera è stata battuta all'asta durante la Biennale di Trieste del 2011, ottenendo il secondo prezzo più alto. Un segno tangibile del valore riconosciuto al suo lavoro, non c'è che dire. Eh sì, davvero notevole. Davvero notevole. Sì, un successo davvero meritato che testimonia la grandezza di Zavagno come artista, ma la sua arte non si limita al successo commerciale e ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la natura, sulla bellezza dei materiali semplici e sulla forza espressiva delle forme, un'eredità artistica davvero ricca e variegata, non credi? Assolutamente, Zavagno non si è limitato a esplorare diverse tecniche, ma ha saputo anche evolvere nel tempo, adattando il suo linguaggio artistico pur mantenendo sempre una forte identità. Ho letto alcune recensioni critiche che lo dimostrano negli anni 70, ad esempio veniva descritto come un artista profondamente legato alla natura, mentre negli anni 90 la critica sottolineava la sua capacità di coniugare la monumentalità delle sue sculture con una sorprendente leggerezza come riusciva a ottenere questo effetto. È una domanda interessante. Zavagno era un maestro nell'utilizzare materiali come rete metallica che gli permettevano di dare solidità alle opere, pur mantenendo un senso di leggerezza, riusciva a creare forme imponenti, ma allo stesso tempo delicate ed armoniose, un vero e proprio gioco di contrasti. Un gioco di contrasti affascinante, e a proposito di contrasti ho letto una descrizione del suo studio che mi ha colpito molto. Pare che la natura entrasse prepotentemente nello studio attraverso grandi vetrate e che al centro ci fosse una scala a chiocciola. L'autore dell'articolo la descrive come una metafora del suo percorso artistico a spirale. Cosa ne pensi? Trovo questa immagine molto evocativa, la scala a chiocciola con la sua forma ascendente, ma allo stesso tempo circolare potrebbe rappresentare la continua ricerca di Zavagno, il suo desiderio di esplorare nuove forme espressive senza mai perdere di vista il punto di partenza, la sua profonda connessione con la natura e con le proprie radici, un'interpretazione davvero stimolante, ma forse potremmo vederla anche come simbolo del suo percorso interiore, un viaggio alla scoperta di sé, attraverso l'arte. Cosa ne pensi? È un'interpretazione interessante, in effetti la scala a chiocciola potrebbe rappresentare anche l'evoluzione interiore dell'artista, la sua continua ricerca di senso e di significato. Zavagno era un uomo schivo e riservato, ma dalle sue opere traspare una grande profondità d'animo, un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca della bellezza, trovandola nella natura, nei materiali, nelle forme. E non dimentichiamo il suo ruolo di insegnante Zavagno
Ha dedicato gran parte della sua vita alla formazione di nuovi artisti, prima alla scuola mosaicisti del Friuli a Spilimbergo e poi come insegnante di arti plastiche a Udine, un impegno che dimostra la sua generosità e la sua volontà di trasmettere la sua passione alle nuove generazioni. Un vero maestro quindi non solo per la sua arte, ma anche per il suo impegno nel trasmettere la sua conoscenza e la sua passione. Ma cosa ci dice tutto questo dell'uomo dietro all'artista? Qual era la sua visione del mondo? Dalle fonti che abbiamo a disposizione emerge un ritratto di Zavagno come persona schiva e riservata, ma al tempo stesso profondamente appassionata, un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca della bellezza, trovandola nella natura, nei materiali e nelle forme, un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in arte, lasciandoci un'eredità preziosa che ci invita a riflettere sul nostro rapporto con il mondo che ci circonda. E forse proprio questo è il messaggio più importante, che ci lascia la capacità di guardare al mondo con occhi curiosi, scoprendo la bellezza nelle piccole cose, nei materiali semplici, nelle forme che la natura ci offre un invito a coltivare la nostra creatività, a sperimentare, a non avere paura di esplorare nuove strade. Esattamente, l'arte di Zavagno è un inno alla vita, alla bellezza, alla continua ricerca. E forse è proprio questo il motivo per cui le sue opere continuano ad affascinarci, a farci riflettere, a emozionarci. A proposito di emozioni, c'è un aspetto che mi ha colpito particolarmente, la scelta di Zavagno di utilizzare materiali poveri nelle sue opere, pietre di fiumerette metallica, legno grezzo. Cosa ci dice questa scelta del suo approccio all'arte? La scelta di questi materiali, a mio avviso, rivela la profonda umiltà di Zavagno, il suo rispetto per la natura, la sua capacità di trovare la bellezza nelle cose semplici, senza bisogno di ostentazione di artifici, un'umiltà che si riflette anche nella sua personalità. Un articolo lo descrive come un uomo schivo di poche parole, ma con incredibile ricchezza interiore. E forse proprio questa autenticità, questa sincerità, a rendere la sua arte così potente, così capace di toccare le corde più profonde della nostra sensibilità. Zavagno non cercava la fama o il successo, ma semplicemente di esprimere la sua visione del mondo attraverso la materia, la forma, il colore, una visione che emerge con forza anche dalle sue sculture monumentali, opere imponenti, ma allo stesso tempo leggere quasi sospese nello spazio, come a voler sfidare a forza di gravità cosa voleva comunicarci con queste opere. Host Speaker. Potrebbe essere un invito a guardare oltre la superficie delle cose, a cercare la leggerezza anche nelle situazioni più pesanti, a non lasciarci schiacciare dal peso della realtà, un messaggio di speranza, quindi un invito a non arrenderci di fronte alle difficoltà, a cercare sempre la bellezza, la leggerezza, l'armonia anche nei momenti più bui. E a proposito di momenti bui, non possiamo dimenticare il contesto storico in cui Zavagno ha vissuto e ha operato, un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali e culturali, da guerre e da crisi economiche, eppure la sua arte ci trasmette un senso di serenità, di equilibrio, di fiducia nel futuro. Come se Zavagno, attraverso la sua arte, volesse indicarci una via d'uscita dal caos, un percorso verso la bellezza, la pace e l'armonia. Esattamente, Zavagno non si è mai lasciato travolgere dalle difficoltà, ma ha sempre cercato di guardare oltre e di trovare la luce anche nelle situazioni più oscure. E questo, a mio avviso, è il messaggio più importante che ci lascia. La capacità di resistere, di non arrenderci, di continuare a cercare la bellezza, la verità, la luce, anche quando tutto sembra perduto. Un messaggio potente e universale che va oltre i confini dell'arte e ci tocca nel profondo del nostro essere un invito a non perdere la speranza, a coltivare la nostra creatività, a cercare la bellezza in ogni cosa. E non dimentichiamo il suo amore per la sua terra, il Friuli, un amore che emerge con forza in molte delle sue opere, soprattutto nei rosoni realizzati con le pietre del tagliamento. Un omaggio alla natura, alla bellezza del suo territorio, alle sue radici, un legame profondo viscerale che Zavagno ha saputo trasmettere anche attraverso la sua arte. E a proposito di legami, ricordiamo anche quanto fosse legato alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua comunità. Un uomo semplice e schivo, ma con un grande cuore, che ha saputo creare intorno a sé un clima di affetto e di solidarietà. Un uomo che ha saputo dare un senso alla sua vita attraverso l'arte, l'amore per la sua terra, l'affetto per i suoi cari. Un esempio di come si possa vivere una vita piena autentica, anche senza bisogno di grandi clamori o di eccessi. La vita di Zavagno è una lezione di umiltà, di passione e di amore per la bellezza. Un invito a vivere con pienezza ogni istante e a cercare la luce anche nelle situazioni più difficili e a lasciare un segno positivo nel mondo. E parlando di segni positivi, Zavagno ne ha lasciati molti non solo con le sue opere d'arte, ma anche con il suo impegno sociale, con il suo ruolo di insegnante, con la sua dedizione alla sua comunità. Un uomo che ha saputo dare un contributo importante alla società, non solo attraverso la sua arte, ma anche attraverso il suo esempio, la sua integrità morale, la sua generosità. Un uomo che ci ha lasciato un'eredità preziosa, un invito a vivere con passione, a cercare la bellezza in ogni cosa, a non arrenderci mai di fronte alle difficoltà. Ma la sua eredità artistica non si limita a questo. Cosa ne pensi del suo ruolo nell'arte contemporanea? Zavagno è stato un artista che ha saputo guardare al futuro senza dimenticare il passato. In un mondo sempre più frenetico, dominato dalla tecnologia e dal consumismo. La sua arte ci ricorda l'importanza della lentezza, della contemplazione e del contatto con la natura.
Un invito a riscoprire la bellezza delle cose semplici, a dare valore al tempo, alla pazienza, alla cura dei dettagli e valori che a volte sembrano persi, ma che Zavagno ci ha dimostrato essere essenziali per una vita piena e autentica. E questo suo attaccamento all'autenticità si riflette anche nella sua scelta di vivere e lavorare in Friuli, lontano dai grandi centri artistici, a contatto con le sue radici. Esattamente, una scelta che dimostra la sua indipendenza e il suo desiderio di seguire la propria strada, senza farsi condizionare dalle mode del momento. Zavagno ci ha insegnato che si può fare arte di alto livello anche lontano dai riflettori, restando fedeli a se stessi e al proprio territorio. E la sua fedeltà al Friuli non si è espressa solo nella scelta del luogo, ma anche nell'utilizzo di materiali tipici del territorio come le pietre del tagliamento e il legno grezzo. Penso ad esempio ai suoi rosoni. Opere che sembrano quasi nate dalla terra stessa, dalla fusione tra la creatività dell'artista e la forza della natura. Hai colto un punto fondamentale: quei rosoni realizzati con materiali semplici e poveri ci ricordano l'importanza del saper fare, del contatto diretto con la materia, della creazione di oggetti unici e irripetibili, un messaggio di grande attualità in un mondo in cui tutto sembra essere standardizzato e prodotto in serie. L'arte di Zavagno ci ricorda il valore dell'unicità, dell'imperfezione, della bellezza che nasce dalla diversità. E a proposito di bellezza, c'è un aspetto della sua arte che mi ha sempre affascinato: la sua capacità di creare opere monumentali imponenti, ma allo stesso tempo leggere quasi etere, come se volesse sfidare la forza di gravità, donando alle sue sculture un senso di sospensione, di movimento, di libertà. Una libertà che si esprime anche nella scelta dei materiali spesso poveri, grezzi, non convenzionali. Zavagno non aveva paura di sperimentare, di uscire dagli schemi, e questa sua libertà creativa si traduce in opere che ci sorprendono, ci emozionano, ci fanno riflettere. Opere che non si lasciano facilmente classificare, che sfuggono alle definizioni, che ci invitano a guardare al mondo con occhi nuovi. E forse è proprio questo il lascito più importante di Nane Zavagno: la sua capacità di guardare oltre la superficie delle cose, di trovare la bellezza nell'inaspettato, di creare un dialogo tra l'uomo e la natura, tra la materia e lo spirito. Un dialogo che continua anche dopo la sua scomparsa, attraverso le sue opere, il suo esempio, il suo messaggio di speranza e di bellezza. Un messaggio che ci invita a non smettere mai di cercare di sperimentare, di creare, di lasciare un segno positivo nel mondo. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio alla scoperta di Nane Zavagno. Speriamo che questa immersione nella sua arte vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere. È stato un piacere esplorare insieme a voi la vita e le opere di questo grande artista. E a voi, cari ascoltatori, lasciamo una domanda. Cosa vi ha colpito di più della vita e dell'arte di Nane Zavagno? Quale messaggio vi ha lasciato? E come possiamo far tesoro della sua eredità nella nostra vita quotidiana?